Il freddo glaciale è alle porte. Se già in queste ore si è registrato un abbassamento delle temperature, da domani è prevista l'ondata di gelo. Si apre questo flusso di aria fredda che ha origine addirittura dalla Siberia, quindi in zone molto fredde, e farà irruzione da domenica sera sulle nostre zone e l'effetto principale, al di là di una nuvolosità di qualche breve precipitazione anche a quota bassa, ma molto isolata, avremo le temperature molto basse, quindi di colpo, ecco, domenica le minime si verificheranno la sera con 4-5 sotto zero, poi nei giorni a seguire avremo anche 6, 7, 8 gradi. Con l'arrivo di una massa d'aria gelida di origine artico-siberiana, la sensazione di freddo sarà acuita dai venti. L'effetto del vento ci farà sentire a noi umani, sulla pelle per intenderci, una sensazione, una percezione di freddo molto più alte, pari a 12, 13, anche 14 gradi sotto lo zero. A Treviso tutto è pronto, assicura il presidente della provincia. Siamo pronti, tenendo in considerazione che abbiamo investito delle risorse che ci consentono di affrontare emergenze sulla base dello storico. Speriamo insomma di non avere fenomeni particolarmente critici. Ghiaccio sulle strade e neve in pianura. Da giovedì invece c'è un cambiamento, giovedì della prossima settimana. Questo flusso che permane si scontrerà, confluirà con area più umida dall'Atlantico e questo darà vita a delle nevicate che potranno e ci saranno anche a quote molto basse, per intenderci in natura. Gli spargisale sono già in azione, dice Marcon. Stiamo cercando di intervenire con trattamenti preventivi, spargimento di sale. La situazione dovrebbe tornare alla normalità i primi giorni di marzo con l'arrivo della tanto attesa primavera.